Buongiorno a tutti, grazie all'Ateneo di Padova, grazie alla professoressa Di Maria con la quale abbiamo avviato questa collaborazione e facciamo molte attività insieme. Grazie a chi online ci segue, grazie ai presenti. È un piacere insomma essere qui e partecipare a questo evento che parla di economia circolare. Economia circolare, azione prioritaria sulla quale Legambiente ha fatto e fa molte attività. Sia come a livello nazionale, sia come a livello regionale. Prima veniva citato l'Ecoforum regionale, insomma un evento che in tutta Italia racconta l'economia circolare dei territori. È così importante l'economia circolare perché alla luce del PNRR, quindi il Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza, che approverà progetti con il tema dell'economia circolare nel quadro del Green Deal europeo, per noi è importante che alcuni temi vengano sempre portati all'attenzione come azioni prioritarie da mettere in campo. Sicuramente una delle tante è quella di rifiuti zero, impianti 1000, anche perché l'economia circolare senza gli impianti non è possibile e tra poco insomma ne avremo anche un esempio concreto. È importante essere sempre attenta e consapevole alla partecipazione dei cittadini alle esperienze e agli impianti che vengono realizzati sul territorio per creare quel consenso, consapevolezza che ne permetta la diffusione. Sicuramente abbattere le barriere non tecnologiche, ormai la tecnologia diciamo, non è, nell'economia circolare il problema tecnologico mano a mano è sempre più sorpassato, è molto più difficile invece far fare quelle azioni normative e meno tecniche, insomma, che ne permettano la diffusione. Per la persona, ricordandoci che l'economia circolare non è soltanto gestione dei rifiuti, è anche ripensamento dei prodotti, è progettazione, è design, sono nuovi modi di consumare, è sicuramente al climate change, tema diciamo attualissimo in questi ultimi giorni. E proprio per partire su questo chiederei cortesemente l'avvio di un piccolo video che ci aiuta a introdurre diciamo, il tema dell'economia circolare fatto dalla MacArthur Foundation. Grazie. I sistemi viventi esistono sulla Terra da miliardi di anni e continueranno ad esistere per molti altri ancora. In natura non esistono discariche per rifiuti. Le sostanze infatti fluiscono. I rifiuti prodotti da una specie diventano il nutrimento di un'altra. Grazie al sole e alla sua energia le cose crescono, muoiono e le sostanze nutritive tornano alla Terra in modo sicuro. E funziona. Come esseri umani, invece, abbiamo adottato un approccio lineare. Prendiamo, produciamo, buttiamo. Esce un nuovo telefono? Buttiamo il vecchio. La lavatrice si rompe, ne compriamo un'altra. Ogni volta che lo facciamo, intacchiamo le nostre risorse, producendo rifiuti tossici. Tutto questo semplicemente non funzionerà ancora per molto. Cosa fare quindi? Se accettiamo che il modello ciclico della natura funziona, possiamo cambiare il nostro modo di pensare.
adottando anche noi un'economia di tipo circolare. Partiamo dal ciclo biologico. Come possono Non i si nostri sente. rifiuti creare capitale anziché ridurlo? Ripensando e riprogettando i prodotti, i componenti e l'imballaggio con cui questi vengono commercializzati. Si possono creare materiali sicuri e compostabili che aiutino le coltivazioni. Come dicono al cinema, nessuna risorsa è andata sprecata nel realizzare questa produzione. E allora le nostre lavatrici, i telefoni cellulari, i frigoriferi non sono biodegradabili, si sa. Stiamo parlando di un altro modello di pensiero, un modo di riutilizzare i metalli preziosi, i polimeri e le leghe affinché mantengano la loro qualità e continuino a essere utili anche dopo la breve vita del singolo prodotto. E se i prodotti di oggi diventassero le risorse di domani? Da un punto di vista commerciale, sarebbe sensato. Al posto della cultura del getta e sostituisci, a cui siamo ormai abituati, potremmo adottare quella basata sul riciclo e il rinnovo, dove i prodotti e i componenti sono progettati per essere smantellati e rigenerati. Una soluzione potrebbe essere quella di ripensare il nostro modo di vedere la proprietà. E se non fossimo più noi i proprietari delle tecnologie, semplicemente i produttori potrebbero concedercene l'uso attraverso una licenza. Uniamo ora i due cicli. Immaginate prodotti progettati per essere restituiti ai propri produttori, con parti tecniche da poter riutilizzare e con parti biologiche che accrescano la loro valenza in agricoltura. Immaginate poi che questi prodotti siano creati e trasportati utilizzando energia rinnovabile. Ecco un modello che porterebbe una durevole prosperità. La buona notizia è che ci sono già aziende che hanno cominciato ad adottare questo tipo di produzione. Tuttavia, l'economia circolare non è un produttore che cambia un prodotto, ma si tratta di tutte le aziende interconnesse che formano le nostre infrastrutture e dell'economia che si uniscono insieme. Si tratta dell'energia, di ripensare il sistema operativo stesso. Abbiamo la fantastica opportunità di aprirci a nuove prospettive e a nuovi orizzonti, anziché rimanere intrappolati nella frustrazione del presente. Con creatività e innovazione possiamo davvero ripensare e riprogettare il nostro futuro. Ragazzi, Bisogna della presentazione. no, adesso no. Bene, dopo questo video molto chiaro che ci fa entrare all'interno del tema dell'economia circolare in modo molto netto, vorrei dare avvio a questa presentazione di oggi. Il progetto Embrace è un progetto, come vedrete dalle relazioni che mi seguiranno, particolarmente emblematico del percorso dell'economia circolare. C'è un tema che Marco Mancini ha evidenziato prima e che vorrei sottolineare. L'economia circolare è un processo di innovazione. Innovazione nei prodotti, innovazione nei modelli di business, innovazione nel modo con cui si crea valore. E quindi da questa prospettiva che mi piace introdurre i tre relatori dell'incontro di oggi, Orsola Bolognani, Nuova Vita Program Expansion Manager di Fatter, ci sarà poi l'intervento di Marco Mattiello, International Relation Manager e Project Manager di Contarina SPA, e Perini, responsabile laboratorio tecnologie di Novamont. Vedrete da queste tre relazioni come il progetto Embrace è stato in grado di portare avanti soluzioni innovative dal punto di vista dell'economia circolare. Io non mi dilungo molto, do la parola alla prima relatrice Orsola Bolognani per il suo intervento e so che poi i relatori saranno molto bravi a diciamo, passarsi la parola direttamente. Prego. Buongiorno a tutti. Come anticipato vi inizierò a raccontare questo progetto che diciamo, applica i principi dell'economia circolare a un particolare tipo di prodotto che è la categoria dei prodotti assorbenti per la persona.
pannolini, pannoloni e assorbenti femminili, quindi tipologie di prodotti che penso tutti conoscete e che hanno una particolare complessità, cioè sono composti da più materiali e quindi sono un tipo di prodotto difficilmente riciclabile. Il progetto che vi raccontiamo, il progetto Embraced, è proprio focalizzato sul dare nuova vita invece al rifiuto generato da questa tipologia di prodotti. Qualche informazione generale sul progetto. L'obiettivo, ve l'ho detto, appunto in un'ottica di economia circolare, anzi in modo ancora più esteso di bioeconomia circolare, l'obiettivo è di creare nuovi prodotti ad alto valore aggiunto e a base biologica da questa particolare tipologia di rifiuto. Il progetto è un progetto finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon. Coinvolge 7 paesi europei che vedete nella mappa, ma la cosa che mi preme mettermi in evidenza è che coinvolge 13 partner che rappresentano tutti gli attori di questa filiera, a partire dalle aziende che producono questo tipo di beni come Fater, che rappresento, e Procter & Gamble, alle aziende che gestiscono i rifiuti come Contarina, con Marco Mattiello che presenterà la loro esperienza, ma anche Suez, che è un partner, un'azienda di gestione rifiuti di ambito che opera in ambito internazionale, TerraCycle, aziende di ricerca come Fraunhofer o Circe, aziende che poi utilizzano le materie che si possono recuperare dai rifiuti per trasformarle in nuovi prodotti, e abbiamo Saponia, Fertinagro, ma in particolare anche Novamont, che è uno dei protagonisti principali del progetto, e non ultimo associazioni come Legambiente o anche aziende come Edizioni Ambiente, che poi si occupano di un altro pezzo fondamentale, che è quello di sensibilizzare le comunità locali e i cittadini. Per fare economia circolare vuol dire proprio riuscire a coinvolgere tutti gli attori della filiera. Non è proprio un approccio sistemico alla risoluzione dei problemi. Quindi questo era il primo fattore che mi premeva mettermi in evidenza e che è un fattore di successo del progetto. Il progetto è iniziato nel 2017, quindi da tanti anni già che ci stiamo lavorando, e si completerà alla fine del prossimo anno. Nel raccontarvi questa storia parto dal primo attore, che è Fater. La Fater è una joint venture tra Procter & Gamble e il gruppo farmaceutico Angelini, è l'azienda leader di mercato in Italia per la produzione di questo tipo di prodotti. Non è molto nota col suo nome, ma penso che quasi tutti voi conosciate i suoi marchi. Pannolini Pampers, gli assorbenti e prodotti per incontinenza Lines e Tampax, oltre anche alle candeggine Ace, che fanno parte però di un'altra filiera, non di cui vi raccontiamo oggi. Fater ha cominciato a lavorare a questo tema del riciclo dei pannolini nell'ambito della sua strategia più generale di responsabilità sociale di impresa. Diciamo, nel corso degli anni è passata da un approccio dalla sostenibilità di tipo più tradizionale, comando e controllo, ma poi ha sviluppato la consapevolezza che occuparsi sostenibilità in un'ottica di economia circolare è assolutamente necessario nel mondo di oggi, ed è un fattore di vantaggio competitivo imprescindibile. E nel lavorare in questo ambito, diciamo, affronta il tema proprio in un'ottica circolare, dalla scelta delle materie prime, dal design dei prodotti, dalla riduzione degli impatti nel processo produttivo per la realizzazione dei pannolini, distribuzione, cioè nella parte logistica in cui i nostri prodotti devono arrivare fino al consumatore finale. Ma diciamo nell'affrontare, nel definire il proprio approccio all'economia circolare, poi ci siamo resi conto che il nostro impegno principale doveva anche essere quello di andare a risolvere il problema che i nostri prodotti generano quando poi sono utilizzati dal consumatore e finiscono nei rifiuti, perché quello è uno degli impatti principali che la nostra produzione genera sull'ambiente. Per questo, e questo anche per darvi dei numeri,
Questo tipo di rifiuti, che come dicevo voi è composto da pannolini per bambini, prodotti per l'incontinenza e assorbenti femminili, costituisce in Italia circa il 3,5% dei rifiuti urbani, quindi una componente importante, e peraltro la componente che poi, come ci farà vedere Contarina, diventa prevalente laddove gli obiettivi si raggiungono percentuali di raccolta differenziata superiori al 65-70%. Questo tipo di rifiuto diventa la componente principale nel rifiuto residuo. Questi rifiuti, per darvi un'idea anche del volume, in un anno questo tipo di rifiuti prodotti riempirebbe 2 Colossei come volume di rifiuti. E fino ad oggi, o meglio, fino a qualche anno fa, l'unica soluzione possibile per trattare questi rifiuti era la discarica o l'inceneritore. Fater ha iniziato quindi a lavorare, a cercare una soluzione per questo problema, investendo in ricerca e sviluppo a partire dal 2008, e nel 2015, in collaborazione con l'azienda di gestione dei rifiuti Contarina, che poi racconterà anche il suo percorso insieme a noi, ha realizzato nel 2015 un primo impianto pilota dimostrativo in provincia di Treviso, a Lovadina di Spresiano. Sempre grazie anche a finanziamenti europei, perché diciamo anche l'aiuto in questo senso che viene dai finanziamenti per questo tipo di progetti innovativi è sempre molto importante. 2 anni dopo, nel 2017, a fine 2017, quando è partito anche il progetto Embrace, abbiamo realizzato il primo impianto a scala industriale, sempre come diciamo upgrade dell'impianto pilota realizzato nel 2015, e però il percorso poi ha avuto bisogno di ulteriori 3 anni per riuscire ad arrivare alla scala industriale, perché come introduceva Marco Mancini, aver realizzato l'impianto non ha risolto tutti i problemi. Abbiamo dovuto, perché una volta sviluppata la tecnologia, ci sono dei passaggi burocratici che servono per arrivare a poter davvero valorizzare sul mercato il prodotto. Quindi abbiamo dovuto lavorare 2 anni per ottenere quello che si chiama il decreto End of Waste, cioè il riconoscimento del fatto che le materie recuperate dal riciclo di questo prodotto fossero riconosciute come materie e non come rifiuti, e quindi fossero vendibili sul mercato. E una volta ottenuto questo riconoscimento abbiamo dovuto lavorare con la Contarina per riuscire a far autorizzare in regime ordinario l'impianto perché potesse operare alla capacità industriale. Vi dico questo per dirvi che il percorso di economia circolare è un percorso assolutamente virtuoso, impostante e percorribile, ma richiede anche, diciamo, perseveranza e passaggi burocratici che si auspica che diventino sempre meno impegnativi nel futuro. A questo traguardo il nostro obiettivo fondamentale ora è ottenere i migliori prodotti possibili dalle materie che recuperiamo. E come funziona il percorso? Il primo passo fondamentale coinvolge fondamentalmente i cittadini e i produttori di questo tipo di rifiuti, che sono anche gli asili nido, le case di riposo, perché il primo passo è la raccolta differenziata di questo tipo di prodotto. Il prodotto poi arriva all'impianto, dove viene, nell'immagine vedete l'impianto che appunto è operativo presso il sito impiantistico di Contarina, primo mondo operativo a scala industriale, quindi in questo abbiamo anche un primato italiano da vantare. I rifiuti vengono sterilizzati, meccanicamente, si ottengono le 3 materie che compongono il rifiuto, che sono plastiche, cellulosa e polimero superassorbente. Il polimero superassorbente è la polvere che ha dà la proprietà assorbente a questi prodotti. E appunto abbiamo lavorato insieme a Contarina, che è una delle aziende prime della classe, posso dire, in Italia e in Europa sulla raccolta differenziata, ma lascio la parola a Marco Mattiello che vi racconta appunto questa prima parte del percorso.
Grazie, buongiorno a tutti. Sapendo che ci sono molte scuole collegate, non sono mai stato il primo della classe, quindi grazie Orsola per questo. Allora, io sono Marco Mattiello e mi occupo di progetti e di relazioni internazionali in Contarina. Chi è Contarina? Allora, Contarina è l'azienda che si occupa della gestione, raccolta della gestione per 49 comuni nella provincia di Treviso. Copriamo un territorio di circa 1300 km quadrati per più di 500.000 di abitanti. Abbiamo un fatturato di circa 90 milioni di euro all'anno e lavoriamo in diversi contesti geografici, cioè centri storici, centri urbani, zone periferiche e anche zone naturalistiche. Tutti questi contesti geografici viene applicato lo stesso modello. Quindi in tutto il territorio di Contarina viene applicata la raccolta porta a porta assieme a quella che è la tariffa puntuale. Che cosa significa tariffa puntuale? Che paghi sulla base del quantitativo di rifiuto non riciclabile che produci. Rifiuto non riciclabile all'interno del quale no, poco tempo fa c'erano i pannolini e i pannoloni. Quindi è estremamente importante non solamente l'approccio industriale di Contarina di andare a recuperare questi rifiuti che non erano riciclabili, ma anche dal lato del cittadino che adesso può andare a diminuire la produzione di rifiuto non riciclabile per ogni famiglia. La raccolta porta a porta deve essere per forza un sistema flessibile, cioè io chiedo ad ogni singolo cittadino una assunzione di responsabilità. Cosa significa? Che quando io do ad ogni singolo cittadino, ad ogni singola famiglia i propri, e sottolineo i propri bidoncini, quindi non i bidoni stradali a cui conferisco io, Orsola o coloro che sono presenti in sala adesso, ma sono bidoni miei, quindi io mi assumo la responsabilità di ciò che metto all'interno di questi bidoni. Per fare questo io devo supportare ed aiutare i cittadini fornendo loro i tool e gli attrezzi migliori per andare a fare questa raccolta separata, questa raccolta differenziata in casa. Pertanto, se i nostri cittadini vivono in territori, diciamo, extraurbani e hanno degli spazi a disposizione, forniamo dei bidoni più grandi. Se invece i cittadini vivono in appartamenti più piccoli, vengono forniti dei bidoncini più piccoli. Chiaramente bidoncini più piccoli significa anche una frequenza maggiore della raccolta dei rifiuti. Questi sono i risultati che Contarina è andata a raggiungere in questi anni. Un'eccellenza a livello nazionale e mondiale, abbiamo raggiunto l'89,7% di raccolta differenziata, che è ben al di sopra di quanto richiesto anche da Bruxelles. E sulla destra vedete il quantitativo di rifiuto prodotto da ogni singolo cittadino nel nostro territorio. Ci sono 371 kg abitante anno di rifiuto riciclabile e solamente 42 kg abitante anno di rifiuto residuo non riciclabile. All'interno di questo, come accennava prima ora, circa il 27% di quello che sta dentro il bidone del rifiuto
non riciclabile, quindi secco, è fatto di prodotti assorbenti. Quindi, come potete capire, per noi, magari qualcuno sta pensando che avete già raggiunto l'89% di cosa andate in cerca in più. E invece non è questo. L'approccio deve essere quello di puntare sempre di più, come lo diceva anche il video prima della Ellen MacArthur Foundation, nello spingersi, nell'andare a ideare nuove idee, progetti nell'ottica dell'economia circolare. E questo è un esempio perfetto. Cioè noi ci permettiamo, grazie a questo progetto, di togliere un quarto di quello che sta dentro il bidone del secco non riciclabile e adesso di renderlo riciclabile, quindi di fornire un servizio in più ai cittadini. E come funziona questo servizio in più ai cittadini? Indubbiamente siamo partiti da due, chiamiamole macro aree, no? Cioè quello che abbiamo visto fino adesso, le utenze domestiche, ma anche le utenze non domestiche, cioè case di riposo piuttosto che asili nido nel nostro territorio. Queste sono utenze domestiche, questi sono grandi produttori di pannolini e pannoloni e soprattutto hanno una produzione, come dire, che è facilmente conferibile all'interno dei nostri cassoni, perché fondamentalmente ne producono una grandissima quantità, quindi possono essere facilmente conferite all'interno di cassoni che poi vengono raccolti e portati presso il nostro impianto. E anche un tipo di rifiuto, tra virgolette, pulito, perché ci sta solamente quello e non è mescolato ad altre tipologie di materiali. Mentre per quanto riguarda il coinvolgimento delle utenze domestiche, abbiamo sviluppato una raccolta dedicata a pannolini e pannoloni con dei giri di raccolta specifici. Apro e chiudo parentesi, noi abbiamo fin da anni supportato famiglie che producevano una grossa quantità di pannolini e pannoloni. Quindi famiglie con un alto numero di bimbi piccoli che producono pannoloni piuttosto che famiglie con anziani incontinenti e così via, perché siccome ovviamente i pannolini e pannoloni vanno nel bidone secco, quindi la tariffa, come vi avevo spiegato prima, la tariffa puntuale si basa sulla produzione del rifiuto non riciclabile, sul rifiuto residuo, quindi davamo e diamo tuttora un bidoncino in più con una tariffa agevolata per le famiglie che vanno a produrre un quantitativo importante di rifiuto secco basato sui pannolini e i pannoloni. E quali sono i vantaggi per Contarina in questo progetto, in questo concetto sviluppato assieme a Fater in questi anni? Chiaramente, come vi ho detto prima, la diminuzione della percentuale di prodotti assorbenti nel secco riciclabile, 25%. Andiamo a diminuire ancora di più il rifiuto secco non riciclabile da trattare, che come accennava prima Orsola, fondamentalmente va a discarica o a inceneritori, quindi siamo andati a diminuire il quantitativo di rifiuto non riciclabile nel nostro territorio. Questo significa chiaramente la massimizzazione del recupero. Sviluppi futuri. Abbiamo moltissime aziende vicine al nostro territorio, penso a Trento piuttosto che Pordenone, che ci hanno chiesto anche di poter portare i loro rifiuti presso il nostro impianto. Ci sono moltissimi territori in Italia che da molto tempo già raccolgono i pannolini e pannoloni differenziato. E ovviamente il nostro impianto ha chiamato l'attenzione di molti territori vicino a noi. Le idee sono quelle di conferire i pannolini e pannoloni presso gli ecocentri, quindi dedicare dei cassoni all'interno degli ecocentri per poi andare a raccogliere e a portare nel nostro impianto, piuttosto che dotare
tutti quanti i cittadini di borse, di sacchetti con dei colori specifici all'interno del quale mettere i pannolini e pannoloni, che poi vanno inseriti nel bidone del secco, e quando viene il secco e il rifiuto non riciclabile portato presso il nostro impianto, ci sarà una macchina, diciamo, che riconosce questi pannolini e che li devierà direttamente presso l'impianto. Questo è quello che Contarina, quindi l'approccio di Contarina, di coloro che sono tutti quanti i giorni in strada a raccogliere i rifiuti di più di 500.000 di persone, sta sviluppando e ha sviluppato assieme a Fater. Grazie per l'attenzione. Lascio la parola al dottor Perini di... Ah no, sei tu, scusa. Lascio la parola di nuovo a Orsola Bolognani. Scusa. Sì, torno di nuovo io per fare un altro pezzetto del percorso di questa filiera di riciclo, ma molto brevemente, poi passo la parola anche al collega Davide Perini. Giusto per darvi qualche informazione sull'impianto. Abbiamo visto come Contarina fa la raccolta. Contarina poi insieme a Fater gestisce anche questo impianto di riciclo che è presso il loro sito impiantistico. I rifiuti che vengono raccolti sul territorio vengono dati al sistema di caricamento all'impianto, vengono quindi stoccati in un sistema chiuso che consente anche il contenimento degli odori e il trattamento delle emissioni. Tenete presente comunque che l'impianto è un impianto a bassissimo impatto ambientale. Anche nel percorso di autorizzazione non è stato necessario fare la procedura di valutazione ambientale, perché nella fase di prevalutazione l'autorità competente ha stabilito che gli impatti ambientali sul sito erano molto limitati, anche dal punto di vista dell'odore, che invece potrebbe sembrare uno dei problemi di questa tipologia di impianti. Il cuore dell'impianto è poi la fase di sterilizzazione. Capite che per questo tipo di rifiuto riuscire a sterilizzare completamente le materie che poi devono essere riutilizzate è il passaggio fondamentale. Questo è fatto in un sistema in autoclave rotante che attraverso determinati parametri di pressione e temperatura riescono a ottenere un livello di sterilizzazione che è quello dei presidi chirurgici utilizzati nelle sale operatorie, e anche ad abbattere tutti i medicinali residui che possono esserci in questo tipo di rifiuti. Il rifiuto che esce dall'autoclave viene poi triturato, essiccato e attraverso dei separatori meccanici viene separato nelle materie prime e seconde, che sono, ve le avevo già citate prima, qui le vedete anche nelle immagini: cellulosa, plastica e polimero superassorbente. Tenete presente che sono dei materiali di buona qualità come materie seconde, proprio perché le materie prime utilizzate per la realizzazione di un prodotto così delicato che va a contatto con la pelle sono materie di primissima qualità, per cui riuscire a valorizzarle è importante per non perdere risorse. Abbiamo già individuato moltissime applicazioni per queste materie. Le plastiche che otteniamo, che come vi dicevo sono plastiche di qualità, hanno già trovato, diciamo, moltissime applicazioni. Noi abbiamo realizzato cestini per la raccolta differenziata, sedie che abbiamo utilizzato per allestire anche la nostra nuova sede, mangiapannolino per dare alle famiglie, così per facilitargli la raccolta differenziata in casa. Anche i tappi, come vi dicevo, Fater non fa solo pannolini, fa anche le candeggine ai detergenti ACE, quindi con le plastiche realizziamo i tappi dei nostri prodotti, quindi realizziamo anche un ciclo chiuso all'interno dell'azienda. Con la cellulosa si possono realizzare carte. Abbiamo realizzato anche un libro per bambini, proprio perché è importante anche poi dare ai cittadini che devono fare lo sforzo di
la raccolta differenziata e la consapevolezza che davvero il prodotto viene riciclato e può tornare anche a raccontare la sua storia nelle famiglie. Lettiere per animali, ma diciamo, e qui torno al progetto Embraced in particolare, la strada più importante, più innovativa che stiamo cercando di percorrere col progetto Embrace è quello di valorizzare i materiali cellulosici in prodotti a base biologica, in particolare bioplastiche e biofertilizzanti. E qui passo la parola a Davide Perini di Novamont, che buongiorno a tutti, io sono Davide Perini, sono responsabile del laboratorio di biotecnologie di Novamont e oggi vi racconterò come Novamont ha aderito in maniera così entusiasta al progetto Embraced, perché ha scoperto di poter valorizzare uno dei prodotti essenziali che viene prodotto all'interno del progetto e soprattutto in uscita dall'impianto di Contarina, così come vi ha raccontato prima sia Ursula che Marco. Innanzitutto un breve riassunto di chi è Novamont e cosa fa nella vita Novamont, e poi passeremo a descrivere il nostro coinvolgimento all'interno del progetto Embraced. Novamont è una società che partecipa allo sviluppo di materiali e di prodotti da fonte esclusivamente rinnovabile attraverso un processo di integrazione tra chimica e agricoltura. Tutta questa trasformazione prevede la creazione di bioraffinerie che siano integrate nel territorio e prevede lo sviluppo di prodotti per applicazioni finali che abbiano un ciclo di vita che vada a utilizzare in maniera efficiente tutte le risorse presenti. Questo con un impatto positivo sia sulla società sia sull'economia dal punto di vista economico e anche dal punto di vista ambientale. Il nostro concetto di bioeconomia si sviluppa su tre principali pilastri. Il primo è la reindustrializzazione di siti industriali dismessi. Questo cosa significa? Che cerchiamo di portare il concetto di bioraffineria e di introdurla all'interno di siti industriali che non sono più produttivi, che non hanno più una logica competitiva e che sono stati dismessi e abbandonati. E questo cerchiamo di farlo utilizzando dei processi che siano innovativi, che siano sostenibili e che contribuiscano efficacemente alla decarbonizzazione dell'economia. E quello che utilizziamo e che cerchiamo di mettere in pratica sono progetti e attività di ricerca ad alta innovazione, in modo tale da trasformare quelli che fino all'altro ieri venivano riconosciuti come rifiuti o scarti in prodotti invece da valorizzare e come fonte principale per produrre nuovi prodotti. Il secondo pilastro del nostro concetto di bioeconomia è lo sviluppo di una filiera agricola che sia integrata. Questo significa applicare anche in questo caso processi di ricerca e di innovazione per lo sviluppo di filiere agricole che abbiano un basso impatto ambientale. E questo attraverso la valorizzazione di terreni che sono considerati marginali e che sono in concorrenza con le produzioni alimentari, in modo tale da progredire verso delle pratiche agricole che siano sostenibili. Questo cosa significa? Che pratiche agricole che cercano di riportare la materia organica nel terreno, nel suolo, ridando nuova fertilità e nuovo vigore al suolo stesso e all'economia. Il terzo e ultimo pilastro su cui si regge il concetto di bioeconomia è la produzione di prodotti, scusate il gioco di parole, come elementi principali per risolvere dei problemi. Quindi i prodotti vengono visti come soluzioni di problemi a monte.
Questo perché i nostri prodotti cercano di chiudere il ciclo del carbonio e cercano di limitare la persistenza di sostanze all'interno del compost, del suolo, dell'acqua, cercando di risolvere quindi il problema dell'inquinamento in generale. Novamont è una società distribuita sul territorio nazionale, abbiamo un centro di ricerca direzionale di ricerca che è in Piemonte, a Novara. Il centro di ricerca prevede tutti gli ambiti di ricerca e di competenza all'interno del settore di Novamont. C'è un centro di ricerche dedicato allo sviluppo delle biotecnologie industriali che è localizzato invece in Campania, in provincia di Caserta, e poi ci sono diversi siti produttivi che afferiscono tutti alla famiglia di Novamont. Un sito produttivo è presente in Sardegna, un altro nel Lazio, un altro ancora in Umbria e un sito basato completamente su tecnologie innovative di tipo biotecnologico è presente ad Adria, in provincia di Rovigo, ed è dedicato appunto alla produzione di questo monomero fondamentale per la produzione di plastica biodegradabile che si chiama BDO, cioè butandiolo. Non entro nel termine tecnico. Dunque, noi ci occupiamo di produrre elementi che provengono da materie prime di tipo rinnovabile. Quindi partiamo dalle materie prime di tipo rinnovabile, cerchiamo di ricavarne delle sostanze che sono sostanzialmente oli e zuccheri e da questi, attraverso dei processi chimici, processi biotecnologici, alcuni dei quali, anzi molti dei quali, sono coperti da tecnologie innovative prime al mondo, cerchiamo di sviluppare dei monomeri, degli intermedi o dei polimeri che poi entrano a far parte dei prodotti finali che vengono visti appunto come delle soluzioni. Alcuni dei prodotti finali li trovate qua elencati sulla destra, faccio degli esempi, degli bioerbicidi, dei biolubrificanti, dei prodotti, degli ingredienti che sono biodegradabili e che vengono introdotti all'interno dei prodotti per la cosmesi, e poi le bioplastiche. Col concetto di bioplastiche si intende delle plastiche che siano biodegradabili e compostabili. Come quindi Novamont si è inserita all'interno del progetto Embraced? Abbiamo capito prima il concetto di circolarità. Abbiamo visto che c'è un nostro partner che è Fater, che produce prodotti assorbenti per l'igiene. Ci sono poi degli utilizzatori che sono cittadini che utilizzano i prodotti assorbenti per l'igiene. C'è una società molto lungimirante che è Contarina, che ha sviluppato un sistema di raccolta dedicato ai prodotti assorbenti per l'igiene. E poi arriviamo alla scomposizione di questi prodotti nei tre elementi principali, che sono la plastica, che ha tutta la sua filiera di riciclo, come abbiamo visto prima. Orsola ha elencato diverse applicazioni della plastica, come i tappi per i prodotti, per l'igiene, le sedie. C'è il materiale super assorbente e poi c'è la cellulosa. La cellulosa, come sapete, ci sono degli studenti in linea, è prodotta da zuccheri. Quindi noi che utilizziamo come materie prime rinnovabili degli elementi che possono fornirci degli oli e degli zuccheri, siamo fortemente interessati all'utilizzo della cellulosa. Quindi la cellulosa in questo contesto, come visto in questo grafico, viene presa, viene trattata in maniera particolare, poi vedremo più avanti, in modo tale da ottenere, da estrapolare degli zuccheri che vengono definiti zuccheri di seconda generazione, proprio per distinguerli da quelli di prima generazione che vengono dalle colture classiche e tradizionali. Questi zuccheri vengono impiegati per alimentare dei processi biotecnologici che avvengono per fermentazione, dove ci sono dei microrganismi che usano gli zuccheri sia per crescere sia per produrre dei prodotti specifici che poi vedremo dopo.
Questi prodotti poi vengono utilizzati appunto per le nostre applicazioni finali. Nel campo di Embraced le applicazioni finali sono le bioplastiche, ma non le bioplastiche tout court, ma due tipologie principali di bioplastiche. Una di queste è il packaging proprio per i prodotti assorbenti, e qui si chiude il cerchio, proprio la circolarità dell'economia, dove da un rifiuto viene prodotto una cellulosa che viene valorizzata per produrre degli zuccheri, i quali vengono utilizzati poi in un processo industriale per produrre una molecola importante per fare le bioplastiche, e queste bioplastiche servono per fare il confezionamento dei prodotti assorbenti, chiudendo quindi il cerchio completamente. Un'altra applicazione all'interno del progetto Embraced sono i teli che vengono utilizzati tradizionalmente in agricoltura per la pacciamatura. Quindi, come Novamont ha partecipato al progetto Embraced e ha portato la propria esperienza nell'ambito del progetto Embraced. Nell'ambito di questo progetto abbiamo dimostrato che è possibile produrre un monomero per via completamente biotecnologica, a partire quindi da zuccheri che sono ottenuti da cellulosa presente nel materiale assorbente per l'igiene, che è stato opportunamente trattato, come ha descritto prima Orsola, da Fater presso l'impianto presente in Tarina. In particolare quello a cui ci siamo dedicati è lo sviluppo di un processo innovativo per trattare la frazione cellulosica che viene prodotta dall'impianto di Contarina e convertire questa frazione cellulosica in zuccheri semplici, con un approccio totalmente biotecnologico basato su un'idrolisi enzimatica, e che è stato messo a punto e ottimizzato proprio utilizzando la cellulosa dell'impianto di Contarina. Alla fine di tutto, quello che si ottiene è una soluzione di idrolisi che viene opportunamente purificata per ottenere quello che appunto abbiamo detto prima essere una soluzione di zuccheri di seconda generazione, proprio perché sono ottenuti da una materia prima seconda. E questi zuccheri vengono utilizzati all'interno dei nostri processi biotecnologici, proprio perché i nostri processi biotecnologici sono avidi di zuccheri. Molti dei nostri processi si basano appunto sull'utilizzo degli zuccheri, quindi cerchiamo sempre delle fonti alternative per fornire ai nostri processi degli zuccheri da soluzioni differenti. Quindi il processo di fermentazione di cui vi parlavo in precedenza parte da una provetta contenente, la vedete sulla sinistra, contenenti pochi millilitri di un microrganismo che è in grado di riprodursi e moltiplicarsi in passaggi successivi, quindi passando per dei contenitori delle beute che contengono decine di millilitri, centinaia di millilitri di questo microrganismo che continua a riprodursi grazie all'utilizzo degli zuccheri, fino ad arrivare a dei fermentatori che contengono pochi litri del brodo cellulare, fino ad arrivare a dei fermentatori industriali, dei fermentatori pilota produttivi che contengono migliaia di litri di brodo cellulare contenenti questi microrganismi, che si sono riprodotti e moltiplicati grazie a degli zuccheri e soprattutto che producono un monomero di interesse, quello che prima abbiamo identificato come BDO, grazie a dei zuccheri, grazie al glucosio. Alla fine del processo di crescita dei microrganismi e di produzione dei microrganismi avviene la purificazione tramite processi meccanici, fisici e chimici, e si ottiene il monomero che poi viene utilizzato all'interno delle plastiche biodegradabili. Quindi lo zucchero, dal nostro punto di vista, è un elemento fondamentale. È un elemento così fondamentale che siamo sempre alla ricerca di fonti alternative di zucchero. Il progetto Embrace ci ha permesso di entrare in contatto con una realtà, con diverse realtà che producono delle materie prime seconde contenenti cellulosa e quindi zuccheri, ma alla fine noi cosa ci facciamo di questi zuccheri? Abbiamo
creato una società che si chiama Mater Biotech, che è appunto in provincia di Rovigo, che è il primo impianto al mondo per la produzione di questo monomero che si chiama BDO, che provenendo da fonte rinnovabile è stato ribattezzato BioBio, e che viene prodotto per via fermentativa, usando appunto un microrganismo che è in grado di crescere sugli zuccheri, ma soprattutto trasformare gli zuccheri in un monomero ad alto valore aggiunto, che serve per le nostre applicazioni finali e per la creazione appunto di plastiche che sono biodegradabili e compostabili. In questo contesto cerco di far partire questo video che è molto più esplicativo delle mie parole e chiudo quindi il mio intervento. Dovrebbe funzionare così. Novamont, azienda italiana leader nella produzione di bioplastiche, ha dato vita a Mater Biotech, primo impianto al mondo dedicato alla produzione di biobutandiolo attraverso la fermentazione degli zuccheri. Mater Biotech ha reso possibile la conversione di un ex sito industriale abbandonato a partire da una tecnologia sviluppata da Genomatica, azienda californiana leader nella bioingegneria, e sulla base del know-how e dell'eccellenza Novamont nello sviluppo di processi a basso impatto. L'impianto rappresenta uno sviluppo fondamentale del modello di bioraffineria promosso da Novamont, basato sull'utilizzo di tecnologie prime al mondo per la riconversione di siti deindustrializzati. Ma cos'è il butandiolo? Il butandiolo è un intermedio chimico, normalmente è ottenuto da materie fossili, ma il butandiolo di Mater Biotech è ottenuto da materie prime rinnovabili come zuccheri. Viene in due fasi, upstream e downstream. La prima fase, upstream, ha come obiettivo la prima formulazione del biobutandiolo o BDO. Innanzitutto gli zuccheri vengono combinati con acqua, sali minerali e microorganismi, formando un composto definito brodo. Il brodo viene poi sottoposto a fermentazione, dove i microorganismi trasformano gli zuccheri nel BDO. Infine il brodo viene pastorizzato per rendere inattivi i microorganismi. Il risultato? La prima formulazione del BDO. La fase successiva è quella di downstream, dove questa prima formulazione viene privata di tutte le sostanze di scarto. Innanzitutto il composto viene filtrato, eliminando le cellule esauste. Queste vengono recuperate e usate per produrre biogas, che contribuirà ad alimentare il processo di produzione del BDO. Poi viene purificato, eliminando gli scarti dei sali minerali. Infine, grazie a un processo di evaporazione e distillazione, si eliminano acqua e impurità, ottenendo l'1,4-butandiolo di Mater Biotech. Quali sono i principali utilizzi del biobutandiolo? Il BDO è utilizzato nell'industria chimica per la produzione di altri intermedi chimici, nel settore tessile, automotive e dell'elettronica per la produzione di beni di consumo, e per produrre biopolimeri per plastiche biodegradabili. Il biobutandiolo presenta le stesse caratteristiche del butandiolo di origine fossile, ma con una carbon footprint inferiore del 50%. Inoltre, l'1,4-butandiolo di Mater Biotech rappresenta un ulteriore componente rinnovabile all'interno della quarta generazione del Mater B e contribuisce all'ulteriore riduzione delle emissioni di gas serra. Scopri di più su www.novamont.com/materbiotech. Bene, ringraziamo i nostri tre relatori per le presentazioni molto interessanti. Un attimo che mi aiutano a togliere la presentazione. Io vorrei fare i complimenti a tutti i partner di questo progetto, in primis appunto a chi ha presentato questi risultati, perché sono stati 5 anni intensi e soprattutto abbiamo visto un'enorme capacità di tradurre idee in risultati concreti.
Ci sono molti studenti, molte scuole collegati, quindi lascio un attimo di tempo nel caso in cui qualcuno voglia fare delle domande. Ci sono degli spazi appositi sul webinar. Io ho preso molti appunti e vorrei fare una sintesi di quello che ho sentito, non soltanto a vantaggio di chi ci ascolta, ma anche per dare uno spunto a quello che può essere poi un breve dibattito. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi alla fine di questa breve sintesi vorrei fare una domanda, l'anticipo subito ai relatori e alla relatrice che magari poi torneranno qua brevemente a rispondere. Il progetto Embrace e le relazioni che abbiamo ascoltato ci dicono alcune cose. La prima è che appunto l'economia circolare non si può praticare da soli, ma è un percorso che si fa insieme con partner diversi che hanno prospettive, competenze e capacità differenti che devono lavorare insieme per uno stesso obiettivo. Sembra banale, ma in realtà, soprattutto quando si parla di innovazione, molto spesso c'è una dimensione fortemente competitiva, la dimensione collaborativa assolutamente cruciale. Lo diceva prima appunto Orsola, un approccio sistemico alla risoluzione dei problemi che deve tenere in considerazione la molteplicità di punti di vista. Ci sono due elementi che sono emersi e che abbiamo visto, ci sono due imprese che ci hanno raccontato la loro storia. Economia circolare vuol dire mettere insieme prospettive diverse che sono quelle ambientali e quelle anche economiche, e con Contarina abbiamo visto anche gli impatti da un punto di vista sociale, del ruolo dell'impatto da un punto di vista della società. Questo significa vedere appunto la dimensione dell'economia non come antagonista rispetto a quella dell'ambiente. Questo forse è il caso di ribadirlo perché il percorso in realtà è ancora lungo. Un altro elemento è che è emerso in particolare dalle parole di Contarina riguarda il fatto che i cittadini, i consumatori devono essere più attiva. Nell'idea dell'economia lineare stavano alla fine di questa lungo linea e si occupavano in qualche modo di usare i prodotti, di buttarli, no? Quindi c'è una dimensione di consumismo che in qualche modo dava una versione forse anche negativa. Ecco, l'economia circolare mette al lavoro, se mi passate questa metafora, un po' tutti, anche con una forte attenzione, no? Quindi anche l'idea di un'assunzione di responsabilità, riprendo le parole che sono state usate ma in termini positivi, no? E quindi questo è un elemento importante perché tutti in un'ottica di ciclo siamo in grado di fare di più, ma allo stesso tempo possiamo percepire del valore diverso e quindi anche per esempio in termini di riduzione dei costi delle tariffe, in termini di valore diverso che può arrivare dai prodotti. Un terzo aspetto che non è banale ma che è emerso anche dalle parole di Contarina, si tende a sottostimare quando si parla di economia circolare la dimensione della logistica, cioè del flusso, di quelli che noi economisti chiamiamo la reverse logistic, cioè l'attenzione di come gestire diciamo le materie prime e seconde ma partendo dai rifiuti. Si tratta di materiali che stanno, no, di rifiuti, di prodotti prima di rifiuti che sono distribuiti, sono nelle case di ognuno di noi che in qualche modo devono essere riportati ad unità in maniera intelligente e questo è un elemento che vorrei sottolineare perché c'è bisogno di saper fare anche da questo punto di vista, quindi le competenze di Contarina ce l'hanno in qualche modo evidenziato. La dimensione della tecnologia va da sé, l'abbiamo visto da un punto di vista del processo di trasformazione, ma vuol dire anche impianti. L'ultimo punto che vorrei sottolineare, riprendendo parole sia di Orsola che di Davide sul ruolo diverso dei prodotti. Da un lato l'economia circolare significa realizzare delle materie prime e seconde che poi generano altri prodotti e qui ci sono due dimensioni che non sono solo tangibili del prodotto, io lo uso, è un beneficio, no? C'è una dimensione più alta, più complessa, più articolata, chiamatela come volete. Da un lato, quando ci ha raccontato del libro fatto con la carta riciclata, significa in qualche modo riuscire a dare un senso, un valore a un prodotto diverso, a raccontare quello che sta dietro ai prodotti realizzati con le materie prime e seconde. Questo può voler dire non semplicemente pensare a un prodotto con un prezzo più alto, ma riuscire in qualche modo a segnalare anche ai cittadini e ai consumatori un valore, non è praticare l'economia circolare quando molto spesso non sempre se ne vede il vantaggio. E il secondo, Novaman ci dice i prodotti come solutori di problemi. Mi è molto piaciuto questo modo di intendere i prodotti perché sono un mezzo per raggiungere un obiettivo più alto e che richiede, diciamo, sottolinea anche una visione molto ampia appunto
innovativa dello sviluppo dell'innovazione, se mi permettete questa ripetizione. Questo è quello che in qualche modo ho tracciato io come sintesi. Io vorrei chiedere, non so se sono arrivate poi delle domande, magari lo chiedo ai nostri responsabili. Una domanda è arrivata, non so se la posso vedere io da qui o eventualmente. Allora, la domanda la ripeto: quali microrganismi sono utilizzati? Immagino che questo sia per Novamont. Prego. Sì, non so chi abbia fatto la domanda, grazie per la domanda. Comunque, è un microrganismo che è stato sviluppato da una società americana, si chiama Genomatica, e il microrganismo nello specifico è un Escherichia coli, opportunamente ingegnerizzato per produrre butandiolo a partire dallo zucchero. Prego. Grazie. Prima di lasciare la chiusura Legambiente Veneto, vorrei fare una domanda ai nostri relatori e relatrici, visto che appunto abbiamo molti studenti e anche in un'aula, una sede universitaria. Molto rapidamente, qual è la vostra esperienza, partendo dal progetto anche, di quelle che saranno secondo voi le competenze che sempre più sono richieste trattando di economia circolare? Avete realtà diverse, prospettive diverse anche da un punto di vista organizzativo, credo sia utile per noi conoscere la vostra prospettiva a riguardo. Non so, magari seguiamo l'ordine di presentazione, quindi chiederei prima a Orsola se può venire a rispondere. Grazie. Questa è una bellissima domanda, perché è una domanda che guarda al futuro e che è proprio, cioè c'è bisogno di persone sempre più che siano in grado di lavorare su questo tema dell'economia circolare, che come avete visto è complesso. E io non parlerei, cioè più che di competenze specifiche, perché tutto serve, io parlerei più di una capacità di visione. Cioè, secondo me, la cosa fondamentale è che non riuscire a fare le scuole di tutti i livelli, direi, è proprio quella di riuscire a far vedere questa complessità e quindi riuscire a far avere un approccio di insieme alla risoluzione delle cose. Competenze possono essere tanto, c'è l'ingegneria, c'è la chimica, ci sono le scienze politiche, c'è la filosofia. Veramente non ne farei una questione di competenza tecnica o competenza umanistica, proprio perché c'è bisogno di capire la complessità del mondo e riuscire a gestirla. Quindi questo secondo me è l'elemento fondamentale che tutte le discipline a tutti i livelli dovrebbero riuscire a sviluppare negli studenti. E anche moltissimo la capacità di lavorare insieme. Quindi di nuovo più che competenze, capacità di lavoro. Scusatemi, aggiungo anche una cosa, perché le aziende poi fanno selezione. Aggiungo anche che questo diventa l'elemento fondamentale nella selezione che viene fatta dalle aziende. Più che la competenza specifica viene sempre più valutata la capacità di porsi come persone che hanno capacità di visione e di lavoro insieme. Io ho 8 anni che lavoro in Contarina e da più di 20 che lavoro nel mondo dell'ambiente. E quello di Contarina io lo chiamo il meraviglioso mondo dei rifiuti. Perché fino a pochi decenni fa chi gestiva i rifiuti o li raccoglieva era visto un po' come il lavoro sporco, no? Cioè l'ultima ruota del carro. La parola stessa rifiuto dice un qualcosa, no? Cioè che noi non dobbiamo vedere, qualcosa che rifiutiamo. E invece poi ti rendi conto che sei qui a parlare di economia circolare
piuttosto che invitato dall'India, innumerevoli volte a Bruxelles, in Commissione Europea, a parlare del proprio modello di gestione dei rifiuti. Quindi, ecco, riprendo il primo della classe, no? Quindi ti rendi conto che dagli ultimi siamo diventati coloro che riscuotono particolare attenzione, e quindi riprendo gli ingegneri piuttosto che i chimici, gli economisti e così via. Io ho anche la fortuna di dedicarmi, oltre che ai progetti europei, ai progetti di cooperazione internazionale. Lavoriamo in Serbia piuttosto che in Africa, e questa è una crescita umana oltre che professionale enorme, perché ti rendi conto che ciò che fa in contarina dalla mattina alla sera, quel famoso 89%, farlo diventare 89,5 o 90%, basta dare l'angolo e ti accorgi che la situazione è estremamente più critica, sia sotto l'aspetto ambientale che sanitario ed economico. Quindi lavorare nei rifiuti oggi è una fortuna, è uno stimolo costante e continuo. Sì, il mio intervento, diciamo, sposa totalmente l'idea dei predecessori, quindi l'idea di Orsola soprattutto, è quello dove insieme alle competenze bisogna unire anche le capacità. Quindi oltre a delle capacità di tipo tecnico, sicuramente trattando appunto di nostro settore di chimica o biologia, non possiamo che prevedere delle competenze tecniche, ma anche delle capacità di visione dell'intera struttura. Il rifiuto fino a qualche anno fa appunto veniva visto come un rifiuto. Poi Marco ci ha introdotto il favoloso mondo dei rifiuti, dove il rifiuto non è più un rifiuto, ma può essere una risorsa. E questo lo puoi vedere solo se, oltre alla tua capacità tecnica, puoi mettere insieme anche un'idea di trasformazione, un'idea diversa di vedere il mondo, un'idea diversa di osservare la realtà sotto diversi punti di vista. Quindi questo non vuol dire che gli studenti non devono impegnarsi in certi ruoli specifici, ma scegliere la propria strada seconda delle proprie attitudini personali, ma poi cercare di sviluppare anche quella che viene detta visione insieme, no? Guardare a lungo raggio e cercare di vedere non il piccolo orticello proprio, come il piccolo mondo specifico, può essere poi valorizzato all'interno poi di una figura e di un quadro molto più bello. Grazie. Grazie, ci avviamo a conclusione. Io lascerei la parola a Piero De Candia, Legambiente Veneto, per gli ultimi saluti per l'incontro di oggi. Buongiorno a tutti, grazie mille. Penso che l'incontro di oggi sia ci abbia rappresentato per l'ennesima volta una splendida storia di economia circolare, ed è proprio, sono queste le storie che in qualche modo devono aiutarci a sviluppare la nostra economia, la nostra nei prossimi anni. Non ci nascondiamo che noi in questo percorso, in questo progetto, siamo anche di aver fatto un po' da catalizzatori e aver messo assieme queste esperienze, no? Dall'idea iniziale con Vater, proprio dallo stimolo a Vater a studiare per riuscire a recuperare
i pannolini. Appunto c'è una storia straordinaria che ha rischiato di fermarsi varie volte, ha rischiato di fermarsi molto spesso perché noi chiamiamo il percorso ad ostacoli dell'economia circolare, che spesso non sono limiti tecnologici, ma sono limiti burocratici. Ecco, c'è un appello per tutti, è quello di riuscire, per continuare la nostra battaglia contro i cambiamenti climatici, veramente riuscire a mettere a sistema tutte le forze di paese, dalle aziende a chi forma le persone, alle associazioni che poi promuovono le attività, alla politica intesa come amministrazione, affinché veramente ci sia un percorso comune per raggiungere questo grande obiettivo e contrastare la crisi climatica. Come ultima cosa, oggi siamo all'interno di Ecoforum, questo è il primo evento, vi ricordo i prossimi 2 eventi di Ecoforum, il prossimo sarà mercoledì 1 di dicembre alle 14:30 e ci occuperemo di eccedenze alimentari, anche qui utilizzare un'enorme quantità di cibo e quindi di ricchezza e tradurla senza che questa poi diventi un rifiuto. E poi l'ultimo giorno, il 3 dicembre, dalle 9:30 saremo sempre a Padova alla loggia della Gran Guardia. Sarà il giorno in cui ci confronteremo sul futuro dei rifiuti in Veneto, a partire dal nuovo piano rifiuti alla premiazione dei co-ceremoni virtuosi. Veramente grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.